Mi chiedevo e chiedevo, siamo sicuri che il tempo sia quella convenzione che noi abbiamo creato, nel senso che un'ora è fatta di 60 minuti, un giorno di 24 ore, un anno di 365 giorni? Anche perché certe volte, forse all'interno di noi stessi, queste dimensioni temporali non coincidono. C'è per esempio Facebook, che non si fa mai i fatti suoi, che mi ricordava l'altro giorno che nel 2000 e qualcosa avevo fatto una cosa. Erano passati 7 anni, per me in realtà insomma, era un tempo forse sicuramente inferiore. Evidentemente le cose, che siano belle o brutte, hanno dentro di noi forse una durata temporale che va al di là della convenzione, delle lancette dell'orologio e del tempo. Come per esempio la nostra trasmissione, siamo già arrivati a fine febbraio, la puntata numero 20 del ciclo 2017-2018 e nemmeno ce ne siamo accorti. Praticamente il carnevale, siamo in prossimità delle elezioni, del mandorlo in fiore, tra meno di un mese e qualche giorno siamo già a Pasqua. E vabbè, insomma, ognuno calcola il tempo, lo vive secondo quelle che sono veramente le sue interiori, i suoi interiori pensieri. Noi vi proponiamo come al solito un bel salotto qui da Televideo Agrigento sull'LCN 92 del digitale terrestre, Target ormai da 10 anni è il vostro appuntamento, speriamo gradito, ma i numeri ci danno ragione. Il mercoledì in prima serata e poi durante il corso della settimana con gli orari che già tutti voi conoscete bene, oltre che naturalmente la visione in streaming sul nostro sito www.televideoagrigento.tv e nel link dedicato, nella finestra dedicata dove carichiamo tutte le puntate. Voi avete la possibilità di vederle, ritornare a vedere, approfondirle in relazione magari a quelle che sono le esigenze o se vi era sfuggito qualcosa di interessante. Anche per questa sera parleremo di cose belle, interessanti, di varia natura, come nello stile di Target, per cui vado a presentarvi subito quelli che sono gli ospiti che ho l'onore di avere qui nello studio di TVA. Iniziamo con Angela Bruno, lei è una psicologa del centro Metabolè dell'ASP 1 di Agrigento. E poi in rigida tenuta Rosso Ferrari, Nino Pipia, lui è il vice delegato regionale delle Scuderie Ferrari Club. Continuiamo con due importanti personalità dell'Agrigentino e non solo, fanno parte dell'ANIOC, Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche. Il primo è Gaetano Maroncio, che è il delegato di Agrigento, e poi è Tamilioto, che è la delegata di Favara. Continuiamo con un gradito ritorno a Target, la scrittrice Margherita Rimi. Proseguiamo, lei è un'attrice, un'artista un po' a tutto tondo, insomma, si chiama Alfonsina Quintini. E poi, a proposito di musica e non solo, insomma, di attività culturali, in questo caso finalizzate alla musica, il direttore, o meglio la direttrice del coro Magnificat, Lilia Cavaleri, e accanto a lei l'altra nostra ospite musicale, lei si chiama Maria Chiara Marotta. Grazie della vostra presenza. E allora, vice delegato, dicevamo Rosso Ferrari, non poteva essere altrimenti, insomma, non ti potevi presentare con un altro colore. Parlando di Ferrari, era un obbligo venire in parte in tenuta appunto Ferrari. Un rosso riconosciuto in tutto il mondo. Forse, sicuramente, senza forse il marchio più conosciuto nel mondo, più famoso del mondo, grande Enzo Ferrari e la sua intuizione di cui ricorre la nascita il 18 febbraio e grazie a lui oggi questo marchio possiamo affermare senza ombra di dubbio di essere il marchio più famoso e più ambito nel mondo. Anche se io ho avuto la fortuna di andare negli Stati Uniti, ho visto invece molte Ferrari giallo.
che il giallo poi anche all'interno del marchio del il Cavallino, giallo, no? il giallo è un altro colore tipico Ferrari, il giallo è un colore, poi oggi le mode cambiano e quindi ci sono Ferrari di tantissimi colori, ci sono richieste anche un po' estrose da parte di clienti più facoltosi del solito che chiedono Ferrari in colori che, dico, una volta con il grande Enzo Ferrari vivo forse non so se sarebbero... Da Maranello se non potevano uscire non da uscivano. Maranello Ferrari di questi colori, oggi chiedono Ferrari di colori. Noi siamo stati in fabbrica, abbiamo proprio assistito alla catena di montaggio, alla verniciatura delle Ferrari e ci sono Ferrari di colori impensabili, diciamo. E poi è bello perché uno è ferrarista pur non possedendo una Ferrari e non sognandosi mai nemmeno di poterla acquistare, insomma, no? Così già mi dà la possibilità di introdurre anche lo scopo della nostra scuderia Ferrari, del nostro club Ferrari, che è appunto composto tra soci member, family e junior, circa 110 persone, 110 soci, di cui la gran parte di appassionati. La Ferrari è una passione, esserne possessore sarebbe bellissimo per tutti, però deve rimanere sempre non è obbligatorio, un sogno. Non è obbligatorio per essere soci del nostro club essere, anzi la stragrande maggioranza siamo appassionati. E mi risulta che il club Ferrari di Ribera sia uno di quelli più presenti in Sicilia. La scuderia Ferrari Club Ribera esiste ufficialmente da 12 anni. Nasce nel 2004 su idea dell'attuale vicepresidente Nino Liotta e un gruppo di amici che lo hanno collaborato nell'organizzare un raduno Ferrari, il primo raduno Ferrari a Ribera. Nasce questo club, nel 2006 ci costituiamo ufficialmente e poi da 12 anni siamo stati, cioè bisogna precisare che il nostro è un club riconosciuto ufficialmente dalla casa madre. Oggi non si può essere Ferrari Club se non c'è l'ok, l'autorizzazione di Ferrari Maranello, quindi noi siamo 10 club in Sicilia, tutti facenti parte, certificati, insomma. Certificati a Ferrari. Il nostro è uno dei più anziani, diciamo, a Nord Veneto. Tra i nostri ospiti c'è un fortunato possessore di Ferrari, appassionati sicuramente, però ecco, se non diciamo possessori, Cavaliere Marongio. Sentire il rombo, insomma, la Ferrari ha un costo eccessivo, semmai qualche Alfa Romeo sì, ecco, l'Alfa Romeo quest'anno mi pare che fa parte in Formula 1 entra e quindi il rosso Alfa c'è un ritorno in Formula 1 dell'Alfa Romeo, un'altra grande casa italiana. La Ferrari che però soffre un po' in Formula 1. Formula 1 si soffre un po', sì, ci sono, parlando, non possiamo gioire tanto. A volte riusciamo anche a parlare con qualcuno della casa madre che abbia un ruolo, che ci spiegano che ci sono dei cicli, come se ogni anno toccasse una casa, ci sono troppi interessi, quindi bisogna aspettare. Quest'anno speriamo sia la volta buona per vincere questo benedetto mondiale. Poi parleremo anche di questi cimeli, insomma, che ha portato qua, ci spiegherà poi di che cosa troppa si elettronica, direi. Troppa elettronica. Non è tutto più... diverso da quello che abbiamo, poi parleremo. Una volta c'era anche la canzone di Battisti, no? Che il meccanico con un cacciavite in mano faceva miracoli, ora ci vuole solo il computer, altri tempi, altre situazioni. All'inizio nella mia introduzione parlavo di scorrere e di passare il tempo in maniera veloce, proprio ci siamo lasciati alle spalle il carnevale e ad Agrigento credo che per la prima volta si sia un po' respirato aria di... lasci così il microfono, signore. Aria di carnevale. Lo chiedo ad Alfonsina Quindini, che è stata proprio la promotrice di questa iniziativa. Sono stata la promotrice di questo carnevale e quindi ho solo questo, diciamo, incontro. Ci vuole qualcuno che accenda il fiammifero, no? Altrimenti... Tutto l'operato è stato merito del professore Prato e dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento. Praticamente hanno creato un laboratorio nell'arco di meno di un mese, un laboratorio dove hanno creato delle maschere e degli abiti favolosi che poi hanno sfilato lungo il corso, lungo la via corso principale, cioè la via Atenea. Quindi erano delle maschere, degli abiti, diciamo, unici, no? Cioè che loro stessi avevano creato. E molti con materiale riciclato. Il microfono forse è un po'... con materiale riciclato, dicevo. Sì, si è sentito un po' male, ma comunque possiamo sintetizzare in Sì, praticamente ho detto, sono stata la promotrice quest'anno del primo carnevale ad Agrigento, non si svolgeva da ben 50 anni.
Quindi ho lanciato l'idea e l'idea è stata accolta dal professore Prado, che è il direttore dell'Accademia di Belle Arti. È stato un carnevale particolare, sì, dicevamo, sì, perché è stato un c'è stata la carnevale creazione particolare, delle maschere, dei costumi. a parte i tempi, diciamo, poi c'erano dei costumi che sono stati creati con il riciclaggio e poi delle maschere coloratissime. Quindi non è stato un carnevale con i carri allegorici come il solito non c'era il Sciacca, tempo, non ci sarebbe stato il tempo materiale, ecco. Però devo dire che la maestria di questi insegnanti, anche dei ragazzi, è stata tale da creare un bellissimo carnevale che Ma è stata partecipata oppure un po' snobbata è stato dalla partecipato, città? no, e purtroppo il tempo non c'è stato favorevole, in quanto la sera del carnevale è piovuto e anche c'è stato un po' di grandine, però devo dire che i ragazzi sono stati eroici, perché malgrado la pioggia continuavano a sfilare e a ballare sotto la pioggia fino a Piazza Municipio, quindi è stato un impegno da parte dei ragazzi, da parte di tutti. E devo dire che c'è stata anche una partecipazione da parte dei negozianti che hanno allestito le vetrine, infatti c'è stato anche il premio vetrina, 5 premi, 5 targhe e anche la partecipazione delle scuole. Possiamo definirla comunque una puntata zero, ecco, chiamiamola così, cioè diciamo per iniziare questo percorso. Abbiamo lanciato questo input per il prossimo anno, penso che il prossimo anno partiremo da settembre. Il professore almeno ha l'idea di coinvolgere più scuole, più istituzioni e anche il discorso di creare ulteriori maschere. C'era una maschera particolare, il famoso nonno di Carnali Vari, che è una tradizione agrigentina e che tutti non sanno di questa tradizione. Ma io sono dicevo, andata per esempio, a trovare... quando ero ragazzo e bambino, più che ragazzo, sì. mi vestivo da vecchio. Perché, da vecchio, sì. Questa diciamo, figura di vecchio non è solo nella nostra tradizione, c'è anche nella tradizione di Enna in qualche altro paese. Ma da noi esisteva già dal 1881. Io sono andata a trovare un documento ai tempi del sindaco Sileci in cui si parla di questo nonno che viene trascinato lungo il corso fino a Piazza Municipio. Poi volevo ritornare al discorso delle maschere e dei costumi, cioè Venezia insomma non è che ha i carri, non ha niente, cioè si dice che il più bel carnevale del mondo è proprio quello perché di proprio Venezia. ha delle maschere e dei costumi che sono favolosi. E infatti il direttore è questo, l'obiettivo del direttore è fare un carnevale del tipo Venezia, cioè usando solo maschere e costumi a tema. Il prossimo anno ogni scuola porterà un tema, avendo già un anno di anticipo per preparare le scuole, certamente. E chi volesse partecipare sicuramente. Stiamo vedendo delle immagini. Sì, la maschera del nonno doveva essere bruciata, perché per la tradizione agrigentina veniva bruciata a Piazza Municipio al suono della banda musicale agrigentina, ai tempi c'era la banda, ma abbiamo preferito tenerlo per il prossimo anno perché era troppo bello per andare a fuoco, diciamo. Non so se voi l'avete visto, non era il classico nonno fatto con rattoppi di pezze e paglia, ma era stato creato del tipo le maschere di Sciacca, quindi molto particolare. Una bella iniziativa che insomma speriamo che ne potremmo riparlare in seguito e magari per coinvolgere ormai è il primo carnevale, ci sarà un seguito, almeno la speranza nostra è questa. Nel linguaggio da usare con i bambini, e mi riferisco a Margherita Rimi, c'è da tenere presente tantissime cose, cioè nel senso di considerare i bambini tali e non dei piccoli uomini o delle piccole donne. Era proprio l'ultima discussione che stavamo facendo prima di andare in onda. Insomma, il bambino è bambino e basta, anche nel linguaggio e in tutto quello che è il rapportarsi con lui. Ha detto proprio bene. Non lo toccate il microfono, va bene, lasciate. Il bambino ha una sua specificità cognitiva, linguistica, anche una sua specificità comportamentale che varia anche nelle diverse fasi della sua vita.
Io me ne occupo come neuropsichiatra infantile. E questo l'ha aiutato molto a diventare scrittrice per bambini? Sì, per bambini proprio no, però scrivere sui bambini, ecco, mi ha dato molto a conoscere l'animo del bambino, proprio anche del bambino malato, del bambino che ha delle difficoltà cognitive, o bambini autistici, o anche bambini con gravi ritardi, bambini Down. E questo aspetto, diciamo, della conoscenza del bambino l'ho trasferita in poesia. Scrivere sui bambini, ma non sic simpliciter, un trasferimento diaristico, eccetera, ma chiaramente il linguaggio della poesia viene rielaborato alla luce di quello che i bambini anche dicono e parlano. Il bambino porta una civiltà che spesso ci dimentichiamo. Perché sto facendo questo lavoro ispirata dai bambini? Perché spesso anche la letteratura tende a idealizzare il mondo dell'infanzia, no? A pensare che sia un mondo idilliaco, un mondo felice. Lo è anche, però il mondo del bambino è anche il mondo dei maltrattamenti, il mondo degli abusi sessuali, degli abusi psicologici, che noi trattiamo e vediamo. Trasferire tutto questo aspetto scientifico in un aspetto artistico non è facile, dicevo poco fa, perché praticamente in questo passaggio c'è tutto l'atto creativo, quindi l'atto del poeta, in modo da trasferire questi elementi scientifici in elementi, poi restituirli in elementi artistici e umani. Ma serve di più al bambino in sé per sé o a chi ha il compito e la cura di stare col bambino, quindi famiglia e scuola? Io come neuropsichiatra infantile è un lavoro che faccio a favore sia della famiglia che del bambino, attraverso gli studi scientifici, eccetera. È chiaro, tento di curare comunque in qualche modo, di aiutare sia le famiglie che il bambino. L'arte invece ha l'elemento nell'aspetto invece artistico, la poesia va ad un ambito più ampio. L'arte, se è arte, assume dei connotati universali. Certo. Quindi la scienza esce fuori, sì, la scienza è una conoscenza, l'arte è un sapere, e quindi tutte le conoscenze possono andare nell'atto artistico, che sia la poesia, che sia la pittura, che sia la scultura, il cinema e il teatro. Quindi qualsiasi elemento scientifico, culturale, di qualsiasi ordine, ecco, l'arte ha il potere di farne una cosa universale. Possiamo avere un riscontro diretto con una delle poesie, sì, io dico spesso, che ritiene più, insomma, indicativa per chiarire questo concetto? Sì. La colpa è del microfono, che forse era meglio avere... Aiuto io a tenere. No, vabbè, ma ce la facciamo tranquillamente. Facciamo magari... Eccola che arriva. Sottolineo il linguaggio del bambino, che spesso viene mistificato, alterato, anche da anche da scrittori, diciamo, di fama, ma i veri grandi scrittori come Tolstoi, per esempio, nella saggezza dei bambini, e sa che scrivere sui bambini e far parlare i bambini non è cosa semplice. Tolstoi creò delle scuole in Russia per bambini, e solo quando conobbe bene i bambini, insegnò, conobbe il loro linguaggio, la loro anima, il loro modo di sentire, di parlare, di costruire il mondo, di ascoltare il mondo e di interagire con gli adulti. Ecco, solo andando a scuola dai bambini si può scrivere sui bambini, non è una cosa semplice, questo volevo dire. Io vorrei sentire la poesia, allora, che ha scelto. Tratta da che cosa? Da quale sua opera? Dall'ultimo libro, Nomi di cosa, nomi di persona,
e porta proprio il titolo del libro. Facciamo finta, da questo disegno che si vede, che tu ti chiami io, che non mi piacciono le scarpe, queste, bianche, strette della festa, scelte da mia madre. Da questo disegno non si vede. Facciamo finta che tu scompari io. E alla prossima, cancella, non aspettare la domanda. Forse no, oggi no, non lo indovino. Dammi un altro foglio, un'altra matita la paura. Dammi 4 nomi di cosa, 4 nomi di persona. Bene, continueremo a parlare ancora con la scrittrice Margherita Rimi, anche perché so insomma, che ci sono un paio di premi che vale la pena sicuramente di menzionare. Andiamo adesso all'Anio, che dicevo che specialmente il delegato Gaetano Marongi è stato gradito ospite in varie occasioni qui a Target. Abbiamo seguito le diverse iniziative che questa associazione fa. A che punto siamo, Presidente? Allora, poco fa stavi parlando del tempo che trascorre e mi ricordavi che sono stato presente all'invito vostro, graditissimo sempre, più volte. E io vado dicendo un po' a tutti quando mi dicono: ma quanti anni c'hai, come fai, ti mantieni sempre lo stesso? Sì, il tempo trascorre in modo inesorabile e in effetti non ce ne accorgiamo. Io dico a tutti, io cerco di invecchiare il più lentamente possibile. E poi magari ci spieghi il segreto, saranno stati 4-5 volte, poche sono le volte in 10 anni e io ringrazio sempre il TVA per l'invito che mi pone. E io stasera sono qua sempre per l'associazione che negli anni prosegue, si ingrandisce, ha creato diverse situazioni nuove. E ne abbiamo parlato anche in modo precedente e nelle trasmissioni di un paio d'anni fa, delle delegazioni. Quest'anno abbiamo altre delegazioni e stasera con me è presente la delegata di Favara, la dottoressa Cavaliere Miliotto. Avere altre delegazioni vuol dire che ci sono altre persone che sono insignite di onorificenze, quindi i nostri soci, è un merito anche del nostro territorio che produce queste belle... I nostri soci infatti sono quasi 150, continuamente ne inseriamo altri, a far parte dell'associazione non sono solo gli insigniti, ma ci sono anche i soci simpatizzanti. Cioè gente che magari aspira ad essere insignita ma che non riesce o non lo è stato o si augura di poterlo fare e siccome riusciamo a riscuotere un certo successo frequenta le nostre manifestazioni. C'è anche una gerarchia all'interno dell'associazione, cioè nel senso che dal riconoscimento più semplice a quello più elevato, no? Certamente, e questo è pubblicato anche nel nostro libro che abbiamo fatto nell'anniversario del 30° di fondazione. Eccolo qua. Ecco, all'interno c'è proprio la scaletta degli ordini riconosciuti dallo Stato e soprattutto al merito della Repubblica Italiana. Cavaliere, cavaliere ufficiale, commentatore, grande ufficiale e il cavaliere di Gran Croce. Noi li abbiamo tutti ecco, nella nostra delegazione. Abbiamo il piacere di averli presente. Mi riferisco adesso al cavaliere Etta Miliotto, anche dal punto di vista dell'Anio, che voi donne siete un po' in minoranza oppure il trend è in aumento? No, è in aumento, anche perché non necessariamente la presenza femminile deve essere configurata dalla onorificenza. Ci sono molte persone, molti intellettuali, molte donne che si occupano di svariati argomenti o temi nell'ambito sociale e questo fa sì che la nostra associazione venga arricchita della presenza femminile. La presenza femminile, comunque, chi se ne dica, è sempre una ricchezza e una bellezza.
E che non è un'imposizione di legge, diciamo, come la Assolutamente quota rosa, non questa è la cosa più un'imposizione. stupida che Io abbiamo ricordo un aneddoto bellissimo, mi è stato raccontato da un commentatore, perché la politica si è sempre intromessa in ogni ambiente, in ogni cosa. Parlo subito dopo la guerra, perché la nostra associazione è nata nel 1949, andrà a fare 70 anni, perché durante il periodo della monarchia naturalmente i titoli nobiliari venivano concessi dalla Casa Reale. Quando poi, grazie al referendum del 2 giugno del 46, la Repubblica venne ad avere il suo ruolo, e allora vennero come dire, a essere in minoranza quello che erano i titoli nobiliari. Ne venne fuori cosa? L'esigenza di rafforzare quello che era veramente l'indole di un cavaliere. L'indole del cavaliere quale deve avere? La validità di portare avanti sempre che sono gli alti valori civici, morali, e anche quelli personali soprattutto, perché parte tutto da lì. Io dico che ogni cosa è resa importante perché la persona rende importante. Si arriva al titolo esclusivamente per meriti di lavoro o per altre cose? Ma anche per meriti civili, perché la persona si è, come dire, resa si è distinta, insomma, luminosa nel suo ambiente. Ecco. È come una volta una persona, riferendosi ad un cavaliere, disse: e lei rappresenta per il suo paese un faro. Già questo significa che il faro significa luce. Tornando un po' dietro nel tempo, Etta, ti ricordi quando è arrivata questa comunicazione? Io mi ricordo benissimo, perché tu parlavi di tempo. Della Repubblica. Sì, mi ricordo perché subito dopo ho ricevuto il tuo invito, dopo che sono stata insignita, ed è proprio 10 anni fa. Ecco. Tu mi hai invitato, io sono venuta qui e ho raccontato un po' la storia. È stata una storia bella la mia, perché quando è arrivata la comunicazione da parte della prefettura di Agrigento, noi eravamo a Favara in piena attività. Se tu ti ricordi, quando crollò quella palazzina e morirono le 2 bambine, e io tornavo a casa la sera tardi, la mattina presto, quindi non c'erano orari. Quel giorno mi telefonò mio marito dicendo: sai, c'è una lettera, prefettura di Agrigento. Strano. Aprila, leggimela. Dici: ma tu vieni a pranzare? No, oggi non posso venire a pranzare. Dico: per piacere, apri e leggi. E lì c'era la comunicazione da parte del prefetto dove diceva che il Presidente della Repubblica mi aveva insignita di questa... È una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione per me, ma io dico sempre, io sono Etta Miliotto, ma mi sento di rappresentare con questa onorificenza non solo me stessa, la mia famiglia, ma il mio paese. Il mio paese, perché vado orgogliosa del mio paese, dei miei compaesani, e quindi fa onore al mio paese, perché spesso sono le notizie brutte che hanno molta eco, che veicolano più velocemente. E invece certo, quando noi diciamo Favara è ricca di altre belle persone, veramente delle belle persone, allora una deve essere orgogliosa del proprio territorio e di quello che dà. Ecco. Bene, a proposito di orgoglio del territorio, noi ospitiamo sempre delle piccole grandi promesse del campo musicale e canoro, insomma, sia come strumenti sia anche come voce, e nel corso di questi anni veramente tante ragazze e ragazzi hanno avuto la possibilità di essere presenti, di farsi conoscere. Qualcuno ha fatto un po' una strada un po' più lunga, qualche altro no, però insomma l'importante è crederci e andare avanti. Ospite di questa sera invece è Maria Chiara Marotta. Ci vuoi parlare Buonasera. un po' di te, Maria Chiara? Sì, salve a tutti, mi chiamo Maria Chiara Marotta, ho 18 anni e vengo da Ribera. Allora, diciamo che ho iniziato a cantare da quando avevo l'età di 7-8 anni. Un po' come tutti, insomma, ovvero, così a sì, strimpellare, no? Ero sotto la doccia, lì mi divertivo, io mi sentivo... Poi c'era comunque, l'idolo a cui tu ti ispiravi? un po' di tutto, andavo dai cartoni animati a l'importante era quello cantare, che sentivo, sì. L'importante era cantare. Beh, poi col passare degli anni, anche con l'aiuto dei miei genitori, ho scoperto di avere un bel timbro di voce e ho contattato la prima scuola di canto.
ovvero la vocalist di Montallegro, sotto la direzione artistica di Maria Grazia Fontana. Certo, quindi la dote naturale doveva anche un po' essere poi perfezionata con lo studio, con tutte quelle che sono le tecniche per migliorarsi. Poi ho fatto diversi provini, prendendo anche delle scottature, erano le prime scottature. Non è che si fa sempre 13, Sì, anzi, infatti. il 13 forse non si fa mai, però uno ci deve tentare. Poi comunque la scuola a Montallegro è stata chiusa e ho contattato altri 2 maestri di canto, ovvero Nunzio Gambino e Marilena Monreale. Continuo ad andarci e comunque ho fatto le selezioni per Aria Sanremo Giovani e purtroppo sono arrivata alle semifinali. Fra Non i c'è mai un 145 purtroppo, sai, non c'è mai un purtroppo, semifinalisti. dice per fortuna sempre si dice, perché Sì. ogni passo avanti che si fa è sempre un passo in più. E poi so che insomma hai chiesto e hai ottenuto anche che un grande maestro, insomma, Sì, qual è grazie, Vincenzo appunto, Capasso, insomma ti ha fatto una canzone, no? Sì, grazie all'Academy, Ischia Music Congress, che continuo appunto ad andarci, curata dall'avvocato Concetta Petti e dallo scrittore di Mina Vincenzo Capasso, e ho ottenuto un edito, diciamo così, che è una canzone che nasce in inglese, però noi l'abbiamo trasformato tutto con un pezzo in italiano. E lasciamo da parte un po' il canto, invece nella vita, chiamano così, normale, ecco, qual è Sì. vai ancora a scuola, credo, Sì, no? Ecco, 18 frequento anni. il 4º liceo scientifico, l'Istituto Francesco Crispi di Ribera, e quindi Come diceva si continua l'altro a giorno studiare. una tua, diciamo così, collega, tra virgolette, c'è il piano B che è sempre il migliore, ovvero quello Sì. per il quale uno lavora, no? Dice, se non dovessi esatto. diventare cantante, vorrei. Qual è la tua aspirazione? Allora, O ancora non ci hai pensato? No, sinceramente già ho le idee chiare. Finendo il liceo volevo frequentare un'accademia a Palermo che ti dà la possibilità appunto di laurearti in musica e in strumento. Ah, ecco, perfetto, Quindi quindi già ho poi chiaro. c'è Sì. la qualifica, la certificazione anche scolastica. Ritorniamo allora alla tua esibizione, dicevi una canzone del maestro Capasso che si intitola? Non sei tu. Ce lo vuoi fare ascoltare? Bene, Con allora piacere. conquista il centro del nostro studio a Target per voi Maria Chiara Marotta. Guardati allo specchio, un istante non ti riconosco, sei talmente inedito. Il profilo duro ti fa macio, la pettinatura su di un lato è fascino, che fisico. So come finiscono le favole, come finirebbe con te. Fa attenzione che lo specchio è magico. Sei tu, oh non sei tu, ma se ti guardo non sei tu. Se mi ami non sei tu. Se ci parliamo non sei tu. Se mi ami non sei tu, dimmi chi sei tu. L'attimo che sfugge ti raggiunge e ti prende in mezzo tra la Sfinge e l'Africa. Ami le avventure, le creature
fai l'esploratore, ma ti manca un brivido. Io ce l'ho. Ho sudato a fondo la tua logica, son cresciuta tanto con te. Non te l'aspettavi la mia replica. Sei tu, oh non sei tu, ma se ti guardo non sei tu. Se mi ami non sei tu. Se ci parliamo non sei tu. Se mi ami non sei tu. Dimmi chi sei tu. Se ti guardo non sei tu. Se mi ami non sei tu. Se ci parliamo non sei tu. Se mi ami non sei tu. Dimmi chi sei tu. Se ti guardo non sei tu. Se mi ami non sei tu. Se ci parliamo non sei tu. Se mi ami non sei tu. Dimmi chi sei tu. Brava, brava Maria Chiara. Bene, proseguiamo allora con il conoscere i nostri ospiti. Nel presentare dicevo Metabolè, ho pronunciato bene, dottoressa Sì. Bruno? Sì, bene, Metabolè. Sì, Metabolè è scelto sicuramente proprio- origine greca. Sì, abbiamo scelto proprio questa definizione, questo nome greco perché indica appunto trasformazione, quindi proprio per indicare che il nostro obiettivo, l'obiettivo del centro dell'ambulatorio è proprio quello di aiutare le persone ad andare verso un cambiamento, verso Ma facciamo un un passo benessere. indietro, il vostro laboratorio che è inserito nel contesto dell'ospedale Sì, San Giovanni è un ambulatorio dedicato proprio ai disturbi dell'alimentazione. disturbi dell'alimentazione che io chiedevo, dico, io magari che sono un po' così panciotto, no, lei invece si riferiva a dei disturbi, sono dei disturbi dal punto di vista psicologici, su base ecco. psicologica. Il nostro è 5 anni che è aperto ormai, nel 2013, ed è proprio un centro dedicato, è stato il terzo centro in Sicilia, quindi noi siamo proprio fieri di questo perché gli altri due sono nati a Messina e Siracusa, il nostro è stato il terzo, poi adesso stanno nascendo anche altri. Diciamo che la cosa Il positiva, vostro lavoro, ecco, il vostro lavoro. sì, in che il cosa nostro lavoro consiste? consiste proprio nell'affrontare il disturbo, proprio l'alimentazione, il disturbo dell'alimentazione attraverso un lavoro di equipe, quindi un team, perché quando il centro non esisteva le persone che soffrivano di disturbi dell'alimentazione dovevano distribuirsi nei vari centri o i SERT oppure i centri di salute mentale o ancora presso i privati, ma diciamo che non si era attrezzati proprio ad affrontare il disturbo proprio perché mancava un'equipe formata a tal proposito. Infatti prima di aprire nel 2013 con la dottoressa Marchica, che è la responsabile degli psicologi, abbiamo proprio seguito un percorso formativo negli anni prima e continuiamo naturalmente anche adesso perché poi abbiamo fatto dei master eccetera, quindi nasciamo come servizio di psicologia. Ormai da circa 2-3 anni invece siamo inseriti nel Dipartimento di Salute Mentale, che è proprio lo spazio dove tali servizi si collocano. L'anoressico è maschio o femmina? Allora, l'anoressica diciamo che statisticamente è più elevato il numero delle ragazze, delle donne,
però c'è l'1% che va sul maschile, però con una sintomatologia diversa, perché i maschi vanno sul culto del corpo, quindi quella che viene chiamata bigoressia o vigoressia, quindi il culto del muscolo, quindi del palestrato. Cioè l'alimentazione o comunque il disturbo dell'alimentazione finalizzato ad ottenere qualcosa. Ecco. Anche se noi presso il nostro centro abbiamo avuto un paio di ragazzi proprio anoressici sul magro, proprio sul non mangiare, li abbiamo pure avuti. Ma naturalmente rispetto alle statistiche sulle adolescenti... Psicologicamente come viene rappresentata una persona anoressica? Allora, intanto diciamo perché arriva a questo stato di l'anoressia è una ecco. delle 3 forme principali di disturbo dell'alimentazione, le altre 2 sono la bulimia e poi i disturbi di alimentazione incontrollata. L'anoressia lo conosciamo, cioè chi è che non mangia allora, o mangia è quella persona che comincia a rifiutare il cibo, quindi a smagrire moltissimo, e che la cosa, l'elemento che la caratterizza dal punto di vista psicologico è l'ossessione per il cibo e il disturbo dell'immagine corporea, cioè in poche parole queste persone si vedono grasse, non si vedono magre, e quindi non mangiano per dimagrire, in realtà non misurano quelle che sono. Il bulimico invece? Il bulimico è colui il quale è la persona che mangia moltissimo, quindi è una sorta di anoressico che si è arreso, cioè dire non può più digiunare perché non ce la fa più e comincia a mangiare in grandi quantità di cibo e per lo più anche a vomitare, anche se ci sono forme che non vomitano. Quindi cioè a rimettere, nel senso che ci sono forme dove la persona mangia molto e poi o utilizza altri meccanismi di compenso come il camminare continuo, lo sport eccessivo, oppure non. Il terzo tipo invece? Il disturbo di alimentazione incontrollata, DAI in acronimo, è il disturbo nuovo dei nostri tempi, cioè praticamente l'alimentazione incontrollata, quel disordine alimentare che si traduce in una buffata frequente. E quindi questo tipo di persone poi vanno verso l'obesità, verso il sovrappeso, e oggi proprio anche perché oggi siamo bombardati, cibo ovunque, pubblicità e altro, e quindi questo anche sospinge, è un elemento di rischio, un fattore di rischio che porta moltissimi a intraprendere questa strada. Dal punto di vista così, se lei dovesse tracciare proprio il tratto, comunque la fisionomia di una ragazza anoressica, qual è la scintilla che la porta? Ci sono fattori familiari, diciamo che la causa è multifattoriale, nel senso che non possiamo solo attribuirlo né alla famiglia né alla società e neanche alle mode o alle diete, però questi sono fattori di rischio sicuramente, però ci sono proprio dei disturbi, è la base un disturbo psicologico che la ragazza comincia a sviluppare, perché noi pensiamo che moltissimi adolescenti fanno diete ma non tutti diventano anoressiche, certo. Quindi sicuramente la dieta o la famiglia oppure il contesto in cui vivono queste adolescenti è un fattore di rischio, costituisce un fattore di rischio, però in realtà c'è l'incontro di più fattori, quindi ci sono proprio dei meccanismi, delle patologie, proprio psicopatologie, che poi si traducono nell'anoressia, che prendono questa direzione piuttosto che di altri disturbi. Quindi che il lavoro è complesso. Riuscite a far guarire qualcuno? Che il lavoro è complesso perché si fa insieme, si fa in team. Noi al nostro centro abbiamo avuto diverse anoressiche, anche se l'anoressia non è statisticamente il disturbo principale. Però abbiamo avuto e abbiamo diversi adolescenti in trattamento, devo dire nell'ultimo anno ne sono arrivate ancora di più, non solo perché è in aumento ma perché è conosciuto il centro. Però che riusciamo attraverso un lavoro di equipe, di team, a portare avanti da un lato il lavoro psicoterapeutico con la ragazza, con l'adulto, dipende, in genere sono adolescenti, il lavoro psicoterapeutico con la famiglia, perché il fatto che si attrezzi la famiglia ad affrontare il disturbo è già un elemento vincente. E poi un altro elemento fondamentale per cui è molto importante cogliere i segni è l'intercettazione precoce del disturbo, quindi se noi riusciamo a agganciare la persona entro l'anno dell'esordio del disturbo, le probabilità di riuscita sono molto maggiori. Questo proprio dalle linee guida nazionali. Mi interessava anche approfondire il discorso che diceva lei sul ragazzo che è preso o dalla palestra o proprio dalla moda per avere un corpo differente, poi devia nella malattia. Sì, devia nella malattia, che non conduce più uno stile di vita sano, anche dal punto di vista dell'alimentazione. Quindi che si orienta in maniera massiccia sul culto del corpo esterno, sicuramente utilizzando anche sicuramente questo tipo di sostanze.
Quindi abbiamo avuto anche qualche caso di questo genere, e senza l'aiuto della famiglia purtroppo è molto difficile quando sono adolescenti anche piccoli. L'età si è purtroppo abbassata, l'età di esordio. Abbiamo adesso anche le cosiddette bambine anoressiche, perché una volta l'esordio era sui 13-14 anni, oggi anche 10-11. E poi, come dico sempre io, da che mondo è mondo, e qua Gaetano che ha qualche anno più di me ne può dare contezza, si è mai detto, tale che Bedusicco, cioè, sempre o no? Cioè, il simbolo dello star bene è avere, insomma, sì, e per questo le dicevo che queste persone hanno anche un disturbo dell'immagine, ecco. Per cui in realtà, non vedendosi veramente magre, tendono a togliere, perché vedendosi grasse vogliono dimagrire. Quindi una parte dell'intervento è orientato a ripristinare l'immagine corporea. Il vostro centro, naturalmente, essendo un centro dell'ASP, Sì, un centro pubblico, un centro che non ha costi, è accessibile. Noi siamo anche contenti perché anche la nascita di questo centro è stato praticamente quasi a costi zero, perché è nato con un piccolo progetto, una piccola somma, e noi siamo un piccolo gruppo di lavoro, purtroppo, cioè nel senso che ci auguriamo che diventi anche un po' più ampio, e utilizziamo moltissimo le risorse del volontariato e degli psicologi, psicoterapeuti in formazione che vengono a fare tirocinio da noi. Quindi noi diamo un po' quello che noi già abbiamo a livello di formazione attraverso molto lavoro di equip che facciamo praticamente ogni giorno, la discussione dei casi che arrivano, che proprio raccogliamo questo aiuto che è molto forte, molto positivo, anche perché i giovani psicoterapeuti, anche nutrizionisti e dietisti, sono anche molto entusiasti di poter vivere all'interno di uno spazio dove veramente si fa ricerca, si cerca di prendere anche le novità. E poi, come diceva lei, questo lavoro di equipe, anche un normale dietologo e un nutrizionista sicuramente deve essere anche un buon psicologo, cioè perché deve convincere chi si presenta per fare una dieta, non solo del discorso alimentare, ma anche della bontà. Infatti lei sta toccando proprio un punto essenziale in questo ambito, perché è proprio una delle caratteristiche degli operatori che lavorano presso questi centri, è che c'è un po' una sorta di interscambiabilità, di multidisciplinarità e anche un po' di contaminazione fra psicologo, psicoterapeuta e anche dietista, nutrizionista, infermiere, medico, assistente sociale, nel senso che l'equipe, essendo tutta l'equipe che prende in carico la persona, deve sapere anche di cosa deve parlare, deve conoscere le strategie e gli strumenti dell'altro operatore, anche perché all'inizio, dovendo esserci un buon aggancio, altrimenti poi le persone non continuano, perché il lavoro è anche faticoso, bisogna dedicarsi molto all'aggancio, quindi all'accoglienza. Questa accoglienza la facciamo, dobbiamo saperla fare tutti, quindi ci deve essere un clima molto molto accogliente, molto caldo, proprio molto la persona deve sentire che c'è un interesse, un'affettività, per cui che ognuno di noi sa un po' dell'altro, delle altre competenze. Certo. Proprio questo ci porta a fare anche un po' noi psicologi, anche da dietisti e nutrizionisti, per agganciare, e anche le altre figure devono anche sapere molto anche della parte psicologica. Quindi così che l'ammalato, tra virgolette, deve essere convinto soprattutto a volersi bene, no? Questo è uno degli obiettivi. Far capire che quel percorso non porta a niente, anzi porta a qualcosa di... Il lavoro infatti è proprio questo, per cui i tempi ci vogliono, perché spesso ragazzini, quando sono adolescenti, ma gli adulti sono un po' più consapevoli, però quando gli adolescenti vengono spesso portati dalle famiglie che notano, colgono i segni, e poi noi cerchiamo di agganciare e motivare il ragazzo. Quando il ragazzo già si motiva, la ragazza si motiva, già naturalmente il percorso viene molto più semplice portarlo avanti. Quando la telecamera spente mi dà un piccolo consiglio come devo affrontare una dieta, così esatto, mi convince dal punto di vista psicologico, perché il mio amore del cibo è viscerale, come quello di Montalbano, no? Perché Montalbano lascia perdere pure l'omicidio, per dire aspetta, prima mangio e poi quella è la parte buona la parte buona. Bene, adesso conosciamo ancora un po' meglio il coro Magnificat, la direttrice Lilia Cavaleri, una delle più belle realtà in questo campo, o no? Sì, anche per noi, l'introduzione che lei ha fatto del tempo, di questo tempo interiore, senza poter... Sì, diciamo che era una cosa riferita a quel disgraziato di Facebook, però insomma è pertinente anche per noi, perché il coro Magnificat proprio il 4 febbraio
ha celebrato il suo 25esimo anno di fondazione, e quindi anche lì il tempo interiore sembra pochissimo, sembra che insomma si sia costituito ieri, e invece in questi 25 anni la storia di tante vite che si sono incontrate, di tante persone che si sono ritrovate nel canto polifonico, nel canto a più voci, che comunque determina poi quell'armonia che è anche un incontro di anime. Lei sicuramente 25 anni fa non c'era, no? Perché no, io l'ho fondato, il coro, sono stata io, da ragazzina, c'ero, da ragazzina una l'ho fondato, ragazza universitaria, ecco. Allora universitaria, quindi... Allora facciamo un balzo indietro di 25 anni, proprio nel ricordare questa Costituzione, ecco, chiamiamola così. Una Costituzione non affrontata, non pensata, non progettata, era semplicemente un corretto di famiglie, perché ci eravamo un po' stancati in parrocchia, perché siamo legati alla Basilica dell'Immacolata, di continuamente fondare cori di giovani, di ragazzi che poi andavano via o non erano costanti, e allora abbiamo detto: se vogliamo forse dare continuità al coro della parrocchia dovremmo riunirci come adulti, famiglie o universitari, insomma, più grandi rispetto agli adolescenti che non garantivano la costanza. Prendono altre strade. Un piccolo gruppo di una decina di persone, che oggi invece è una realtà molto più importante. In questo momento siamo 40, ma 40 nella storia, nella nostra storia, possiamo ora veramente annoverare, perché il 25esimo chiaramente è stato un momento di riflessione sul passato. Ci tra entrate e uscite, questi quante persone... festeggiamenti, ma centinaia di ragazzi, centinaia. Molti dei nostri ragazzi sono ora al nord, tutti gli studenti universitari laureati sono andati via. Noi abbiamo proprio tenuto il polso di una situazione agrigentina, no? I giovani se ne vanno. Perché hai scelto Magnificat? Magnificat è il un canto Magnificat? No, sì. Magnificat è la preghiera, che la Madonna pronuncia quando nell'incontro con Santa Elisabetta, erano tutte e due incinte, Maria e Santa Elisabetta, pronuncia questo inno di lode: l'anima mia magnifica il Signore. E quindi in questo... Quindi il vostro repertorio era finalizzato esclusivamente è un repertorio ai cori sacri, prevalentemente sacro. Sì. Noi continuiamo a fare la nostra animazione liturgica in tutte le celebrazioni della festa dell'Immacolata. Quello è il momento del concerto, questo concerto, un momento di festa, perché era proprio il bis, ci eravamo liberati dall'emozione che abbiamo provato in questo concerto. È Magnificat appunto perché vuole essere un coro di lode, insomma, che canta le lodi, che celebra appunto le lodi, e poi Mariano, perché comunque la nostra appartenenza ad una Basilica dell'Immacolata, in qualche modo questo titolo, questo nome ci lega alla nostra parrocchia. Andando indietro con la memoria, ci sono 2 o 3 momenti che secondo lei sono stati, diciamo, più significativi di questi 25 anni? Sì, tanti momenti belli. Uno, quello più emozionante, è stato la nostra presenza a Roma per la beatificazione di Madre Teresa di Calcutta. Abbiamo cantato lì alla presenza del Papa di Giovanni Paolo II. Quella è stata veramente una grande emozione. La piazza era gremita, penso 60.000 persone presenti in piazza San Pietro, e poi in tutta via della Conciliazione, che venivano da tutte le parti del mondo, indiani, c'erano dei cori indiani, delle donne vestite con i costumi, le suore. Questo è il ricordo, diciamo, più bello, quello più esaltante sicuramente. Sì. Poi tanti gemellaggi, abbiamo fatto un gemellaggio con un coro del Trentino, loro sono venuti qui, noi poi abbiamo ricambiato la visita in Trentino, anche quello un momento bellissimo. Un altro momento, abbiamo rappresentato la Bohème al Teatro Pirandello, ed è stato proprio simpatico vestire con gli abiti da scena, rappresentare un'opera, muoverci mentre cantavamo. È tutta una situazione
completamente diverse rispetto al modo in cui noi solitamente cantiamo, ordinati, davvero certo, in relazione a quella che era poi la presentazione che voi avete fatto. Ma ritorniamo al 25esimo. Sì. Com'è stata la serata? Allora, noi... Oltre che emozionante, l'ha detto prima, no? Sì, è stata una condivisione di emozioni tra tutti noi coristi e anche il pubblico che ci seguiva, un pubblico affettuoso, tanta gente, la chiesa era stracolma, e lì abbiamo riconosciuto tante persone che in questi anni ci sono state vicine, ma anche tanta gente che pur non conoscendoci o non conoscendola noi ha mostrato grande simpatia nei nostri confronti. Diceva che è un coro aperto, c'è un'associazione magari che sì, può arricchirsi, qualcuno può proporsi, non c'è un numero, il numero cambia di anno in anno, perché noi accogliamo sempre chi ha come requisito minimo quello di essere proprio un minimo intonato, perché quella è la condicio sine qua non si possa È fatto tutto di persone normali, tra virgolette, o tra di voi ci sono proprio dei professionisti coristi? Professionisti qualcuno, ma per la maggior parte sono persone che amano la musica, sì, dei dilettanti che però provano e proviamo talmente tanto da rasentare il professionismo, in qualche modo nella serietà, nel modo di porci, ecco, nella quantità di tempo che impieghiamo a studiare, chiaramente. Nel coro dirige pure il maestro con le bacchette, cioè, o solo con le mani? Com'è? Cioè, com'è con le mani. La tempistica di un'orchestra, insomma, è sì, un po' similitudine, no? Sì, è un coro a 4 voci, quindi c'è la polifonia, sì, una bacchetta, in realtà sono io il direttore, un qualche corista mi ha regalato una bacchetta, ma che io che lei bacchetta? No. non amo usare. Sì, noi abbiamo festeggiato questo 25esimo scegliendo un tema, che è il tema della pace, per cui tutti i canti di questo concerto sono stati dei canti di pace. Non perché è un tema attuale, perché va di moda, perché parlare di pace, insomma, in questo momento va di moda, ma perché noi come gruppo che ha vissuto delle relazioni ci siamo accorti che costruire la pace è davvero costruire personalmente la pace, perché non si parla qui di pace nel mondo, ma pace tra di noi, pace nelle relazioni, è quello che davvero è più difficile per un uomo, cioè tessere attorno a sé delle relazioni sane. È difficoltoso. Forse la pace non intesa soltanto di non belligeranza tra nazioni, sì, ma anche tra tema umani, l'abbiamo anche toccato, possibilmente condominiari o anche di quartiere, insomma, nel senso che una pace condivisa, ma pace in famiglia, dentro, ecco, sotto lo stesso tetto, sì, con le persone che si hanno più vicine. Noi abbiamo proprio voluto sfaccettare, studiare, approfondire questo tema in tutti i suoi aspetti. Il concerto è iniziato proprio con una marcia di guerra, voleva essere una provocazione la nostra. I nostri coristi proprio hanno marciato con una marcia militare. Si sono viste delle scene terribili di marce di tutti, dall'ISIS, insomma, alle marce del nazismo, per poi arrivare a dei canti, al canto di pace, quindi il canto di pace come conquista rispetto ad un inizio che invece è un inizio sempre di un animo travagliato e inquieto. Bene, e poi più tardi sì, so che abbiamo anche un piccolo video, contributo su quello che è la vostra esibizione. Sì. Avremo modo di vederlo. E ritorniamo un po' al Rosso Ferrari. Il berretto, insomma, è facile da riconoscere, no? Il nostro club di Ribera, sì, è personalizzato il berrettino. Personalizzato, è uno dei gadget che diamo. Io volevo approfittare un attimo anche per dire a chi volesse, diciamo, avvicinarsi al nostro sodalizio che a marzo c'è il tesseramento per l'anno 2018-2019. Tutti gli amanti del Ferrari allora sono quindi invitati. chi vuole cioè, chiariamo subito, come abbiamo detto prima, che è un club per la stragrande maggioranza composto da appassionati, quote di iscrizioni molto, molto abbordabili alla portata di tutto, quindi trattativa privata. diritto a gadget, diritto, cosa più importante, poi chiudiamo sul club,
a partecipare ad eventi organizzati dalla Casanata, quale la visita in fabbrica, entrando quindi dove nascono le Ferrari, anche il reparto tutto Porsche, quello insomma che organizza partecipazione, poi, quindi cose che non si possono avere, diciamo, non facendo parte, quindi chi volesse tramite quello invece è Facebook, un casco da automobilista, diciamo, chiamiamolo da pilota, casco, chiamiamolo un casco, il famoso casco a scodella, che oggi non andrebbe bene, diciamo, nemmeno. Che anni siamo? Siamo anni 50. Appartiene a chi? Anni 50, questo casco è appartenuto ad un grande pilota di Ribera, Alfonso Vella. Tornando al discorso di prima del tempo, anche in questo caso il 16 aprile di quest'anno Alfonso Vella avrebbe compiuto 100 anni. E lo festeggerete? E come club quindi pensiamo di organizzare qualcosa al proposito. Chiarisco subito che nel nostro club il segretario è Mimmo Tornambè, titolare peraltro della storica Radio Torre Ribera, grande appassionato di storia, grande appassionato, fa ricerche su un po' tutto quello che accade a Ribera, che è accaduto negli anni, tra i quali, essendo un club automobilistico e di motori, non potevamo trascurare questa grande figura della nostra Ribera, un pilota, Alfonso Vella, che ha gareggiato negli anni 50. Lui ha fatto delle ricerche sulle auto che ha utilizzato Alfonso Vella, si è arrivati a scoprire che ha gareggiato alcuni anni con una Jaguar, si è messo in contatto con gli amici del Tartaforio, c'è il Museo Tartaforio a Cerda, e hanno rinvenuto questa macchina che è ancora esistente, e dal 23 al 25 febbraio, quindi dopodomani ci sarà l'inaugurazione presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo, all'Università di Palermo. Noi saremo lì come club a partecipare a questa inaugurazione. Questo vedo casco anche una coppa, anche la coppa è appartenuta a lui, uno dei migliori risultati che Alfonso Vella. Un attimo, che dici Gerlando? Sì, la possiamo alzare un attimo e poi la rimettiamo a posto. Ecco, questa è vinta in occasione che cosa? 51esima targa Florio del 14 maggio 67. Ah, ecco, quindi nel 67 si è classificato al sesto posto. Bene, bene, quindi questo è giusto che ci sia questo ricordo allora. Dico, il casco già dice tutto su quello che erano le corse all'epoca. Poco fa parlavamo del famoso meccanico che con il cacciavite in mano faceva miracoli. Siamo in quell'epoca. Il team era composto da due fratelli, una mitica officina di Ribera, fratelli Contino, e qualche amico, tra i quali il papà del nostro segretario Mimmo Tornambè, cavalieri appassionati. Si partiva così un po'. Certo. Altri tempi, diciamo, altre situazioni. Tempi. Il casco la dice lunga, oggi dico, non sarebbe assolutamente. Dicevo prima alla ideatrice del Carnevale di Agrigento, artista ma pittrice, sì. È così? Sì. Pittrice da sempre, perché io ho lavorato al comune per 42 anni, quest'anno sono andata in pensione, però diciamo che la mia passione è stata sempre l'arte. Ho dipinto e soprattutto nelle ore serali. Poteva portarci un bel quadro, lo avremmo. Peccato, dimenticato. La prossima volta. Quindi, c'è un tema specifico nella sua pittura? Io dipingo abissi marini. Quindi i fondali praticamente. Parlare con la psicologa per vedere se c'è qualche attinenza con la personalità. Sì. Meduse, coralli, tutto ciò che è colore, che rappresenta anche, diciamo, la natura incontaminata, perché se ci pensiamo i fondali marini sono rimasti tali e quali. Certo. Perché abbiamo difficoltà ad andarci, perché appena ci arriviamo noi finisce perché, tutto. Appunto, voglio aggiungere che io non sono una nuotatrice, no, ho paura dell'acqua, per cui dipingo tramite chiaramente delle foto, però mi attraggono tantissimo, è quel discorso di amore e odio, cioè io sono molto attratta dal mare, dai fondali, però nel contempo so che anche una galleria ha creato. Sì, ho aperto, infatti stavo dicendo che prima dipingevo a casa nelle ore serali e adesso mi sono regalata e ho regalato anche alla città chiaramente una galleria in via Atenea di fronte Messina. È una galleria che si chiama Q come Quintini, Q Art and Craft. Cioè praticamente è sia arte che intrattenimento, per cui all'interno della galleria darò spazio ad altri artisti, intanto anche fotografi,
per carità, no, ora ultimamente abbiamo già organizzato per la Sagra del Mandorlo una mostra fotografica di Carmelo Capraro sulla Valle dei Templi. Proseguiremo poi con possiamo venire a vederla, sì, vi invito tutti. Giorno 26 alle ore 18. Conoscete Carmelo, è molto bravo, è un ragazzo meraviglioso, molto presente anche nel carnevale, ha fatto un servizio fotografico verrò eccellente. verrò a vederla, anche perché mi affascina pure, diciamo, e poi darò spazio anche a marino. presentazioni di libri, presentazioni un centro artistico e culturale, un centro insomma, polivalente culturale, sì. Bene, dicevo prima con Margherita Arrimi di due premi di cui una deve esserne fiera, no? Molto spesso magari si è un po' così, non si vuole pubblicizzare, però quando arriva qualche riconoscimento è sempre bello riceverlo, ma è anche giusto parteciparlo. Premio Mattarella, che cos'è? Il premio Mattarella che ho avuto nel 2017 è un premio letterario, giornalistico. È un premio nato in Sicilia, però la premiazione è avvenuta a Roma, alla sala Promo. Mattarella è riferito al presidente o al fratello? Al fratello. Al fratello, ecco. Sì, che premia Piersanti Mattarella, sì. Di cui sono orgogliosa, onorata, ma anche grata. Quindi i premi vengono selezionati sia il premio giornalistico, quello per la poesia, per la letteratura, e si caratterizza proprio per questo amore per l'arte che si occupa anche di problemi etici, sociali, antimafia. Infatti ci sono stati tanti premiati tra i giornalisti selezionati, perché poi ci sono anche finalisti che sono occupati di tematiche contro la mafia. C'era anche gente che era stata colpita fisicamente dalla mafia ed era lì, e poi anche temi sociali, appunto, come la sua opera premiata invece qual è stata? Nomi di cosa, nomi di persona, proprio con la motivazione della tematica sociale dei bambini. Loro sono molto sensibili anche ai temi dell'infanzia. Infatti hanno premiato l'anno precedente anche una giornalista che si è occupata di bambini, si chiama il libro Bambini a metà, che proprio tratta i bambini dell''ndrangheta oppure che possono essere, che sono stati coinvolti in storie o di mafia o di criminalità. Bene, complimenti allora per questo riconoscimento. Cavaliere Marongiu, lei diceva non solo insigniti ma simpatizzanti, ma per essere simpatizzanti bisogna che si conosca. Voi fate anche degli incontri, delle riunioni? Facciamo delle riunioni e soprattutto i simpatizzanti ci vengono presentati dai cavalieri. Ecco, quindi bisogna avere una presentazione. Ecco, chiaramente è una garanzia. Una garanzia. E chiaramente fare il simpatizzante è semplicissimo, basta venire, noi facciamo la nostra campagna di associazione e diciamo che siamo un'associazione aperta. Sicuramente basta essere appassionati all'ordine cavalleresco. Infatti uno dei nostri motti è quello di dire sempre che la cavalleria è un simbolo di amicizia universale. Queste sono le frasi che Alessandro Manzoni ha pronunciato qualche anno fa. E Tameliotto diceva la presentazione è sintomo di garanzia, nel senso che il cavaliere, l'associato, propone la persona che in realtà degna, è così. Va bene, presentarsi da soli, ci si può presentare da soli, però io prima di passare la parola alla dottoressa Miliotto, al cavaliere Miliotto, volevo semplicemente ricordare che noi abbiamo i nostri incontri nazionali, l'ultimo si è svolto nella città di Bari, il prossimo si fa in un posto meraviglioso, un posto che io solo in televisione ho potuto apprezzare. ANIOC 2018? Ecco, e il prossimo convegno nazionale si svolgerà a Perugia e ad Assisi.
e questo l'8, il 9 e il 10 di giugno 2018. Quindi stiamo organizzando una rappresentanza che può partecipare a questo convegno nazionale. Bene, allora, Cavaliere Meliotti, dicevamo la presentazione e la condivisione anche di quelle che sono gli... Intanto volevo dire che ho visto qua, ho sentito che ci sono delle personalità, delle belle persone che rappresentano delle belle realtà, Ribera, certo, eccetera. Sì. Di Ribera, per esempio, noi abbiamo un illustre cavaliere, è stata una preside, un'eccellente persona che è la signora Ida Arnone, ed è una splendida persona, ha quel carisma che riesce ad affabulare un po' tutti. Siamo onorati di averla come rappresentante femminile di quella bellissima città che è Ribera. Poi c'è Canduscio, il dottore Canduscio. E poi ci potrebbe essere un onore se causa, no? Esatto, nel senso che, ma al di là di questo, proporre. Io volevo dire questo, essere cavaliere è una conquista, non è un regalo, non è un qualche cosa che tu, solo per apparire cavaliere. Intanto cavaliere bisogna esserlo nell'animo. E la storia dei cavalieri è millenaria, parte ancora prima dei crociati, pensa ai tempi di Silone, insomma è una storia molto lunga. Possiamo dire che anche Ulisse è stato un cavaliere perché aveva in sé i valori importanti, quali l'amore per la patria. Voi dovete pensare che Odisseo ha girato, poteva rimanere perché attratto da belle donne, da bei luoghi, eppure quei valori, e quindi io da una ricerca ho pure, come dire, individuato questa figura di Ulisse, che è stato forse uno dei primi cavalieri, parliamo di mitologia naturalmente. Ora dico, essere un cavaliere non è un regalo che si ottiene in maniera semplice, è una conquista, e diventare cavaliere non è l'arrivo, è la partenza, perché tu da lì per proseguire. L'ANIO, rappresentato dalla sottoscritta, da 10 anni fa un lavoro certosino. Io vado nelle scuole, partendo dalle quinte elementari per arrivare poi anche alle scuole superiori, a raccontare della nostra Costituzione, dei nostri principi, i primi 12 articoli della nostra Costituzione della Repubblica Italiana. Perché facciamo questo? Facciamo questo perché per diventare un buon cittadino, intanto per diventare cavaliere devi essere un buon cittadino, per diventare un buon cittadino devi ricevere un'educazione che parte dalla nascita, tu devi far capire già ai bambini che si è cittadini italiani, e questo regalo della cittadinanza è una cosa che lo Stato ci dona, come i nostri genitori ci danno la vita, ci danno il buon nome, lo Stato ci regala la cittadinanza. Anche questo entusiasmo sicuramente ha contribuito a farti nominare cavaliere. Sicuramente. Ancora una battuta. Però volevo dire, Peppe, sì, e chiudiamo perché siamo già in ritardissimo. Cavaliere, chiunque potrebbe aspirare a diventare un cavaliere. Non se ne fa un abuso, perché altrimenti l'abuso diventerebbe, come tutte le cose di cui si fa abuso, poi ecco, un'inflazione. Ma chiunque, come nella nostra Costituzione, chiunque può diventare Presidente della Repubblica, chiunque può ambire a diventare un cavaliere. Io dico solo che la nostra associazione, ci tengo a puntualizzarla, è l'unica associazione riconosciuta dallo Stato. Quando vediamo sorgere associazione, sono delle belle iniziative, ma a conduzione familiare si può dire. Qui è riconosciuta dallo Stato. Va bene, ecco, bene. Tenevo a dire. Forza Anio, che allora. C'è un'altra cosa. Ancora, no, non abbiamo più tempo, Gaetano, non abbiamo più tempo. L'ultima battuta per la psicologa del centro Metabolè. Dicevamo che la famiglia deve osservare, no? Specialmente essere molto presente, naturalmente. Magari se non è proprio il soggetto a proporsi o a richiedere il vostro aiuto, la famiglia dovrebbe essere... La famiglia che è responsabile della crescita. Qual è il messaggio che vogliamo mandare? Il messaggio è quello di naturalmente stare molto vicino ai figli durante il periodo della
crescita, dello sviluppo, e se ci sono dei segnali particolari, delle chiusure particolari, dei rifiuti che si protraggono nel tempo rispetto appunto al cibo, ma non solo rispetto al cibo, delle chiusure proprio psicologiche e relazionali, è bene che i genitori colgano e si consultino, perché il nostro centro, il centro metabole, l'ambulatorio, è anche aperto a delle consultazioni alle famiglie, quindi noi anche lanciamo spesso le iniziative rivolte appunto agli adulti, magari venire a spiegare una situazione, secondo me c'è questo, voi che ne pensate? Un confronto può portare a individuare se ci sono o meno dei problemi e quindi poi poter portare avanti un percorso. Bene, prima di chiudere e passare ai saluti, per chi segue la trasmissione sa sicuramente come si fanno questi saluti, non grazie, arrivederci e buonasera, dovete esprimere un pensiero, in pochissime parole, una frase, una citazione, insomma un qualcosa che caratterizza anche il vostro essere, il vostro lavoro, la vostra professione o comunque il vostro hobby. Ritorniamo al coro Magnificat. Dicevamo questi 25 anni e abbiamo estratto anche una piccola vostra rappresentazione. Di cosa si tratta? Sì, questo è un brano degli U2 perché il concerto dal Magnificat agli U2? No, il concerto era costituito da brani, è stato costituito da brani che andavano dalla musica classica, Lacrimosa di Mozart, Un Dona nobis pacem di Mozart, a brani più contemporanei, Jenkins per esempio, che è un compositore contemporaneo di musica classica, fino ad arrivare anche a musicisti conterranei. Pippo Flora per esempio, il Padre Nostro di Pippo Flora ha concluso il concerto. Sembra il tema della pace. Il tema della pace, erano tutti brani. E gli U2 come c'entrano in questo contesto? Perché questo brano che noi abbiamo cantato parla della ricerca dell'uomo di una pace interiore verso qualcosa di più alto a cui l'uomo aspira, e quindi l'immagine anche che veniva proposta dietro era quella di una mano che si ergeva verso l'altro, quasi alla ricerca di qualcosa di più, di una pace che potesse trascendere l'uomo stesso. Bene, prima dei saluti allora Magnificat con questo brano degli U2. Holy
siamo anche noi bravi, naturalmente erano delle riprese amatoriali, ecco, amatoriali, delle sì, riprese questo professionali. brano Quindi... in particolare vorrei ringraziare l'altro direttore, siamo in due, che io mi occupo della musica classica e Alessandro Patti, l'avvocato Alessandro Patti, si occupa invece di tutto l'aspetto della musica moderna, quindi condividiamo la gestione dei brani. Magari informateci se questo concerto potrebbe, insomma, andrà in giro, lo presenterete in qualche il nostro altra obiettivo è occasione. quello di portarlo in giro, intanto sentirlo nella dal nostra vivo sarà provincia. sicuramente Esaltante, davvero. Bene, e dato che c'è il microfono, allora grazie della presenza e della partecipazione a Lilia Cavaleri, direttrice del coro Magnificat. Il suo saluto per i telespettatori di Target. Sì, un pensiero sulla pace. La pace non è un traguardo. La pace non è una giacca da camera. Noi spesso configuriamo la pace con il silenzio della notte, con la tranquillità, con la stasi del sonno. La pace è un cammino, è un percorso, è fatica, si costruisce a fatica. Il nostro augurio, l'augurio del coro Magnificat, è quello di poter essere veramente dei costruttori di pace che tenacemente e con il sudore della fronte costruiscono ponti. Bene, i saluti anche un po' più stretti, il saluto anche per Maria Chiara Marotta, la nostra cantante, e tanti un saluto auguri per il tuo a tutti futuro. I telespettatori, viva la musica sempre. Bene, viva la musica, grazie anche a Alfonsina Quintini e al suo lavoro per Carnevale. Io voglio esprimere due cose, due pensieri. Velocissime, proprio Sì, due paroline. velocissime. Il primo è che l'arte è la cura dell'anima, ricollegandomi ai discorsi della dottoressa e anche della poetessa, quindi l'arte cura l'anima. Quindi portate i vostri bambini anche ai corsi di pittura. Io faccio un corso per bimbi, quindi ai corsi di pittura, perché i bambini si esprimono e si esprimono con il cuore. E poi vorrei, riguardo al Carnevale, dire che il prossimo anno che ci sia un po' di coinvolgimento da parte di tutti, di dare anche il minimo, perché il Carnevale non è tanto la festa in sé, ma è diciamo la crescita di una città che attualmente è in crisi. Bene, grazie a Margherita Rimi, scrittrice, e al suo linguaggio dei bambini, o per i bambini. Io saluto ricordando che i bambini sono portatori di una civiltà che bisogna custodire, preservare, bisogna trasmettere a chi viene dopo di noi e proteggere da ogni forma di violenza, da ogni forma di falsificazione, mistificazione. Grazie al cavaliere Etta Milioto, ANIOC delegazione di Favara. Il mio ringraziamento intanto a questo invito, perché stasera sono stata qua, rappresento l'ANIOC, che invito chiunque voglia accostarsi a noi, perché è una cosa molto bella e simbolica e dà il suo contributo a quella che è la nostra società. E poi, rifacendomi al tempo, faccio mia una frase di una mia cara amica che dice: il tempo non passa, inizia sempre. Ecco, nella cavalleria il tempo non passa, ma è sempre nuova e sempre, ogni giorno ha il suo inizio. Grazie Gaetano Marongio, ANIOC delegazione di Agrigento. Io invece voglio ricordare che cavaliere, come dicevo poco fa, e mi riallaccio a quello che diceva la dottoressa Milioto, il cavaliere Milioto è anche operare nel sociale. Noi circa un mesetto fa, all'inizio di febbraio, abbiamo dato una mano al Centro Aiuto alla Vita ad offrire alla cittadinanza le primulette e raccogliere i fondi per questa associazione. Il Centro Aiuto alla Vita aiuta le mamme in difficoltà e aiuta con un progetto Gemma, li aiuta a portare avanti la gravidanza. E quindi ecco. Solo un saluto Gaetano, solo un saluto, siamo ritardissimo. Grazie a TVA. Grazie a Nino Pipia, lui è il vice delegato regionale delle Scuderie Ferrari Club. Un saluto velocissimo, un appello ai giovani, noi siamo qui, rappresentiamo una casa automobilistica che costruisce bolidi, un appello ai giovani, salvaguardate la vostra vita, le strade non sono una pista, quindi massima prudenza, e saluto con Forza Ferrari per il 2018. Grazie alla psicologa del centro Metabolè dell'ASP di Agrigento, Angela Bruno. Sì, il team del centro Metabolè, che rappresento naturalmente, vuole offrire appunto alle persone che hanno bisogno in tal senso uno spazio-tempo dove ritrovare veramente la speranza e dove essere accompagnati verso il cambiamento.
Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci per qualche minuto in più. Buona serata a tutti.